Una bimba di 5 anni falciata da un pirata della strada ubriaco, e oggi a chiedere una punizione esemplare è proprio la mamma di chi guidava e ha ucciso. Che è morta una bambina di 5 anni, insomma. Mio figlio pagherà per quello che ha fatto, basta. Da mamma è logico, è mio figlio, come ho già detto non è un assassino, non è un killer, cioè mio figlio è un bravo ragazzo. A parlare è la mamma del giovane che ha travolto e ucciso la piccola Serena, che aveva solo 5 anni. Il papà della bambina alle 8 della sera era uscito di casa con le sue 2 figlie per fare una passeggiata attraverso San Pietro di Barbozza, il piccolo paese nel Trevisano dove abita. Dal buio è comparsa all'improvviso la macchina guidata dal giovane, velocissima. La vettura ha travolto la piccola e l'ha uccisa. Il ventenne, dopo essere fuggito, è tornato sul luogo per tentare di recuperare la targa anteriore della sua auto che si era staccata. Quando è arrivato nel centro del paese, i carabinieri lo hanno sottratto a un tentativo di linciaggio. Adesso è in carcere, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Domani sarà processato per direttissima.